Buonasera. La storia che sto per raccontarvi è accaduta vicino a noi, a Fossalta di Piave, nel Trevigiano. E la protagonista involontaria è una bambina di 4 anni, figlia di immigrati africani. Tutto inizia quando il padre di questa bambina, operaio di origine senegalese, perde il posto di lavoro, rimanendo così disoccupato. Quest'uomo ha una famiglia numerosa, ha la moglie, nativa del Chad, e 5 figli, per cui decide di andare in Belgio, dove gli era stato promesso un nuovo lavoro. Purtroppo i soldi che riesce a guadagnare in Belgio sono pochi e la famiglia in Italia va in difficoltà economiche. E qui nascono i problemi per questa bambina che frequenta il tempo pieno della scuola materna comunale, il Flauto Magico di Fossalta di Piave. La mamma non riesce a pagare i 50 euro mensili della mensa e così la bambina deve ritornare a casa a mezzogiorno. Ovviamente la piccola non capiva perché doveva lasciare la scuola all'ora di pranzo e piangeva per dover lasciare le sue compagne di scuola. A questo punto le maestre e le bidelle decisero di aiutare la bambina in modo davvero originale. A turno rinunciavano al loro pasto giornaliero per cederlo alla piccola. Sembrava che questa soluzione avesse risolto il problema. Le maestre e le bidelle erano ben contente di far felice la bambina, permettendole così di continuare a frequentare il tempo pieno della scuola. Ma non avevano fatto i conti con la stupidità umana. Quando il sindaco leghista di Fossalta di Piave, Sensini, viene a conoscenza della cosa, va su tutte le furie. Convoca la direttrice del comprensorio scolastico e l'accusa di ritenerla responsabile di una gravissima irregolarità. Scrive anche una lettera in cui dice che si sottolinea che il personale della scuola non può cedere il proprio pasto senza incorrere in un danno erariale per il comune di Fossalta di Piave. Per cui queste persone che si privano del buono pasto per cedere alla bambina, il sindaco le paragona delle ladre che rubano al comune. La direttrice sottoscrive quanto deciso da Sensini e stila un ordine di servizio di questo tono. Se questo atteggiamento si ripeterà, le responsabili saranno denunciate al provveditorato, per cui le maestre e le bidelle rischiano provvedimenti disciplinari. Ora sentite questa direttrice come giustifica questa presa di posizione del sindaco, sempre virgolettato. Se lei ha una casa nel comune non la può subaffittare a dei terzi, è un reato. Se lei ha diritto a un pasto della mensa non lo può dare a chi passa. Ovviamente a chi ragiona in questo modo credo sia inutile spiegare che in questo caso specifico si tratta di una bambina di 4 anni. Naturalmente quando questa storiaccia è uscita sulla stampa, il sindaco si è difeso dall'accusa di insensibilità dichiarando che la bambina è figlia di un noto estremista islamico. Ora, anche se fosse vero, ma da testimonianze pare non lo sia, mi sembra che fare un atto di rappresaglia su una bambina per punire il padre è di una crudeltà infinita. Poi Sensini, visto l'eco che questa notizia ha avuto sui media nazionali, ha rilasciato un paio di interviste su dei quotidiani locali, raggiungendo il massimo, secondo me, del ridicolo, quando ha accusato, udite udite, le maestre di essere niente meno delle comuniste. A questo punto 2 maestre, Laura Camerotto e Giuliana Fornasiera, hanno reagito rilasciando un'intervista al Fatto Quotidiano che vi riporto in parte. Alla domanda del giornalista: su questo fatto vi siete sentite sole? Laura Camerotto risponde: mai, i genitori sono stati straordinari, è stata una gara di solidarietà. E poi Sensini ha detto che siete maestre comuniste. Sempre Laura risponde: non so se più ridicolo o folle. I comunisti non li mangiavano i bambini, noi semmai li abbiamo sfamati. Giuliana Fornasieri invece a questa domanda risponde: io sono cattolica, se ho Cristo dietro le spalle, sul muro della mia classe, non posso negare il pane ad una bimba. Da questa miserabile vicenda si può ricavare una triste morale. Questa totale mancanza di sensibilità umana è il risultato dell'odio verso i diversi, verso gli immigrati, instillato in questi decenni da forze politiche che, per una manciata di voti in più, fanno immergere i nostri spiriti animali. Se poi penso che il protagonista di questo vergognoso fatto è un sindaco di quella Lega che in passato aveva fatto una raccolta di firme perché il crocifisso non fosse tolto dai luoghi pubblici, dalle scuole, e che spesso dichiara con i suoi massimi esponenti di essere il principale custode dei valori cristiani, mi prende un senso di nausea. Sottolineo pure che su questo fatto così crudele e anticristiano c'è un silenzio assordante delle più alte gerarchie ecclesiastiche. È buio nel nostro paese, è calata la notte sulla nostra Repubblica. Arrivederci a mercoledì prossimo.